Ciao a tutti, io sono Simona Pirozzi e sono davvero dispiaciuta di non poter essere alla conferenza stampa del Teatro Viviani oggi, ma cercherò comunque in breve di spiegare di cosa tratta il mio spettacolo. Il mio monologo è un atto unico che si intitola Tutto chiaro attraverso i miei occhi. Ed è una narrazione che parte dal punto di vista di una quasi telentenne che affronta tutte le odierne paturnie, costrizioni sociali, obblighi morali, convenzionali, che pesano appunto su di noi. La differenza col passato e quello che potrebbe essere il futuro. Attraverso questo linguaggio tagliente, per nulla corretto, e che vuole praticamente dare un punto nuovo di vista, ma che vuole anche portare delle risate laddove effettivamente non si potrebbe, ok? Quindi qualcosa che veramente scuota il pensiero e dico, cioè io voglio che la gente dica, ah, questa cosa la faccio pure io, quindi non sono l'unica, non sono la sola o il solo. Tutto questo condito con una grande, ovviamente, sfacciataggine e ironia, che non dovrebbe essere consona a una ragazza, e invece noi lo facciamo, io lo faccio e mi sento di farlo. Spero davvero che possa piacere e vi ringrazio molto per l'opportunità. Un grande saluto a tutti, ci vediamo a novembre.